Ascolta, Signore, le preghiere della tua Chiesa per i nostri fratelli Maria, Mauro e Rosita. Circa 200 persone hanno dato l'ultimo saluto a Maria Bovo di 77 anni, mamma di Mauro 51 e Rosita Dal Corso di 54, nella casa funeraria di Mira. I tre di Mirano sono stati trovati morti nel fiume Sile, una tragedia che ha profondamente segnato la comunità. Sì, abbiamo proclamato per oggi il lutto cittadino, abbiamo chiesto a tutta la città nell'orario delle esequie di poter rivolgere un pensiero alle bandiere a mezz'asta. Io continuo a dire, insisto, questa è una grande storia d'amore, è una storia di amore della famiglia, ma anche dei familiari. Maria e i suoi figli erano ben voluti da tutti a Mirano e la loro assenza in un modo così drammatico lascerà un vuoto. Durante la cerimonia funebre è stata loro dedicata la canzone di Ramazzotti Sta passando novembre, ispirata a una ragazza di 20 anni che si è tolta la vita. E magari chissà se io avessi saputo t'avrei dato un aiuto, ma che importa oramai? I familiari hanno invitato ad evolvere eventuali offerte in favore dell'associazione In Volo, che si occupa, in collaborazione col Centro di Salute Mentale, di aiutare persone con problemi di fragilità mentale. Chi ha una gamba rotta noi lo aiutiamo, chi ha dei problemi mentali tendiamo a guardare dall'altra parte o a far mettere in disparte oppure semplicemente a dire questo è matto. È una cosa che dobbiamo superare. Noi per le malattie mentali come istituzioni facciamo davvero molto poco. Le risorse che sono a disposizione sono troppo poche, dobbiamo lavorare, migliorare per questo, chissà che questa non possa essere anche un'ulteriore piccola eredità che Rosita, Mauro e Maria ci hanno lasciato. Presente alla cerimonia funebre anche il sindaco di Mira. È un tema forte perché sappiamo esserci un confine molto labile e quindi tutto ciò che aiuta è utile e necessario sia per chi ne è vittima ma anche per le persone che gli stanno accanto. Dopo l'estremo saluto, Maria Bovo, su disposizione delle autorità, è stata tumulata nel cimitero di Malcontenta, mentre Rosita e Mauro saranno cremati e portati nello stesso cimitero nella tomba della mamma. Solo che non doveva andar così, solo che tutti ora siamo un po' più soli qui. È per te